Buongiorno amici, buongiorno, ben ritrovati alla rassegna stampa di Radio Piave in blu condotta dai giornalisti dell'Amico del Popolo. Oggi è mercoledì 25 novembre, ho guardato la data perché poi un giorno passa uguale all'altro, chiusi dentro come siamo, no? E siamo qui con Luigi Guglielmi, che sono io che vi guida nella lettura dei principali temi, dei principali titoli di oggi, e vorrei cominciare con il Corriere delle Alpi per un motivo molto semplice, che ha una fotografia in copertina che una volta tanto insomma ci può mettere di buon umore, può farci pensare a cose belle, la dobbiamo descrivere per gli amici che ci seguono in radio, per quelli invece che ci seguono sui nostri social, su Facebook e su YouTube, dove va in onda questa rassegna stampa in contemporanea, almeno quando la faccio io, con la rassegna audio che si trasmette in radio. Ecco, si possono vedere le immagini. Vi ricordo sempre, amici della radio, finita l'ascolto di questa rassegna, se volete, quando trovate un attimo, potete andare a vedere la nostra rassegna video sui nostri canali social. E allora vediamo la fotografia di cui vi dicevo e raccontiamola per voi della radio. C'è una foto con due personaggi simpatici che hanno davanti, sono due panettieri che hanno davanti una schiera gigantesca di panettoni, e sono panettoni bellunesi. Vi dicevo, è una cosa che mette di buon umore. Il titolo dice questo: Pandori, panettoni e tante novità per il Natale. Dei bellunesi, la firma è di Ilario Tancon, e poi troveremo a pagina 15 a che cosa si riferisce questa immagine che, ripeto, insomma, ci serve un po' per tirarci su, no? Le notizie poi principali non è che siano proprio felicissime neanche oggi, insomma, come ben possiamo immaginare, perché ovviamente non si può che rimanere sul tema del coronavirus. C'è però sotto la testata una notizia di carattere più generale che però riguarda anche noi bellunesi, e cioè si tratta dell'ex assessore regionale Remo Sernagiotto. Non so se ve lo ricordate, è stato anche parlamentare europeo, ha rappresentato anche quindi Belluno, visto il suo collegio in Europa, è stato spesso attivo anche in provincia di Belluno, vicino alle posizioni del vivaio Dolomiti. Bene, Sernagiotto è gravissimo, dice il giornale, l'ex assessore regionale, ex europarlamentare, in condizioni disperate, ha avuto un attacco di cuore e purtroppo sta molto male. Ovviamente anche da qui gli facciamo gli auguri, se possibile, speriamo che ci siano margini per una guarigione, per una ripresa. Si tratta di una persona ancora giovane, insomma, che speriamo possa farcela, e un sentimento anche di vicinanza ai tanti bellunesi, ripeto, che comunque vogliono bene a questa persona, lo conoscono, lo stimano. Ecco, è un momento chiaramente un po' di smarrimento, no? Allora, il titolone di apertura del Corriere delle Alpi, lo vedete: l'economia della montagna bellunese, sci pressing per i risarcimenti. In realtà si spinge, appunto, come già dicevamo ieri, su questa possibilità che, se lo sci deve restare chiuso, almeno ci siano risarcimenti adeguati per le comunità che fondano la propria economia sullo sci. Ma in realtà ci sono molte pressioni ancora per cercare di salvare la stagione sciistica invernale, perché si chiedono magari misure restrittive maggiori, norme severe, eccetera, ma c'è un pressing anche, oltre che per risarcimenti, lo vedremo, per cercare di non mandare all'aria subito una stagione che si preannuncia anche drammatica, no? Italia, Germania e Francia, piste chiuse a Natale. Questa è la posizione ufficiale di questi tre governi, ma sappiamo che invece l'Austria, per esempio, la Svizzera le vogliono tenere aperte. Questo genera una disparità all'interno dei confini europei che è evidente, ne abbiamo parlato anche ieri, fa male all'economia, ma fa male anche a una coesione di intenti, no? Zaia, il presidente della regione, dice all'Europa: serve un'intesa per tutte le Alpi. E come non dare ragione a Zaia anche in questa occasione, mi tocca dire. L'ordinanza stretta in Veneto su bar e negozi, scatta la protesta. Però vedremo tra poche pagine qual è il dettaglio di questa nuova ordinanza veneta. C'è uno schema molto buono qui sul Corriere delle Alpi, che troviamo tra poco, che sintetizza bene che cosa la regione vuole per difenderci, noi veneti, dal coronavirus. Il bollettino: ieri 2 morti. Anche ieri 2 persone che hanno lasciato questo mondo nella sofferenza, e
nella sofferenza delle loro famiglie. 2 morti e 197 nuovi casi. Agordo attiva 10 posti letto. Numeri ancora pesanti in provincia di Belluno. Il coronavirus affonda i propri artigli anche sul personale sanitario degli ospedali bellunesi. Da settembre 222 i casi di contagio. Se mi permettete, qualche volta lo faccio, c'è una persona che so che il mercoledì in particolare ci ascolta alla radio perché si sposta per lavoro e ci ascolta in macchina. Radio Piave a quest'ora so che è molto ascoltata proprio da chi si reca al lavoro. E questa persona, che si chiama Monica, io la saluto, e volevo dirvi che questa persona si è fatta viva con noi per ringraziarci delle sottolineature che facciamo noi dell'Amico del Popolo e qui su Radio Piave, sul giornale, proprio sul fatto che quando parliamo di morti non sono numeri, sono persone, sono sofferenze, sono vicende personali estremamente gravi, delicate, che segnano con un lutto profondo, sia con un dolore profondo le persone che si trovano ad affrontare questa malattia e poi incontrano un esito fatale, sia le famiglie che vivono questo dolore, no? Ecco, allora nel salutare Monica, che spero ci stia ascoltando anche oggi, insomma, con lei ribadiamo che non dobbiamo mai abituarci a dare e ad ascoltare queste notizie. Stiamo parlando di persone che, se non avessero incontrato il coronavirus, non sarebbero morte adesso. Sono persone che magari hanno altre patologie, ma queste patologie non avevano decretato una fine. La fine viene decretata purtroppo quando alle patologie si somma questa brutta vicenda di questa pandemia, con questo virus che nel 90 e passa per cento dei casi non fa niente. Però se si è in quel piccolo 5% dei casi si sta male, e se si è nell'1% dei casi si muore anche, e se i casi sono molti, l'1% vuol dire numeri grandi. A Belluno, ricordiamoci, questo è importante, in questi giorni, forse oggi stesso, eguagliamo, in questa seconda ondata, eguagliamo il numero di morti che ci sono stati nella prima ondata, e abbiamo moltissime più persone ricoverate. Quindi chi la annunciava come un'ondata che chissà se arriva sarà più leggera, sappiamo come difenderci, sicuramente il virus è cambiato, tutte false previsioni, tutte cose che sono state sconfessate dalla realtà. Ripeto, 112 morti nella prima ondata e siamo lì in questa seconda. Va bene, allora torniamo alla prima pagina del Corriere delle Alpi. La giornata nazionale contro la violenza sulle donne. Questo è un tema, dicevamo anche l'altro giorno, quando per la prima volta trovavamo gli articoli sui giornali, insomma, che annunciavano questo appuntamento. È un tema su cui dobbiamo starci sempre di più, e dovremo starci anche non solo durante quando ci sono le scadenze, quando ci sono le giornate indette dalle istituzioni internazionali. Leggiamo il titolo: la prevenzione funziona, sempre più denunce. Sono quasi 300 i casi di violenza di genere trattati dai carabinieri e polizia quest'anno, dati stabili rispetto allo scorso anno, un centinaio i maltrattamenti, 45 i casi di stalking denunciati, 21 le violenze sessuali. Anche Belluno Donna ha portato avanti la propria attività nonostante l'emergenza coronavirus, sempre più denunce, ma durante il lockdown le richieste di aiuto sono calate, e questo si sa che è il dramma, no? Che il lockdown ha chiuso dentro le famiglie e ha chiuso dentro anche la brutalità che in certe famiglie si verifica purtroppo, e sempre ne fanno le spese le donne. La buona notizia: arrivano le 13esime per gli 80.000 pensionati, prevista una maggiorazione per le pensioni minime. Oggi il via ai pagamenti negli uffici postali bellunesi. L'articolo è di Paola Dallanese. Ciao Paola. Feltre, schianto contro un autotreno, automobilista in rianimazione, la Feltrina in tilt per ore, dice il lancio in prima pagina del Corriere delle Alpi. Domegge, sport e imprenditoria in lutto, il virus si porta via Tony Ruzza, era in rianimazione a Treviso. Storie, vicende, come dicevamo prima. Pedavena, gatto ferito da 2 colpi di carabina ad aria compressa, i proprietari
fanno denuncia. Incredibile come si possa trovare anche il tempo in questo frangente di fare scherzi o trovate di questa brutalità, no? Ma l'animo delle persone è veramente un mistero, no? Ci tocca dirlo. Il taglio basso del Corriere delle Alpi riporta una notizia che ci è arrivata nelle redazioni ieri nel pomeriggio, sera, un incendio che a Feltre ha devastato un edificio a Umin e una famiglia è rimasta senza casa. Vi leggo il lancio, poi l'approfondimento di Stefano De Barba, un caro saluto anche a Stefano. Pesantissimi i danni provocati dall'incendio che nel tardo pomeriggio di ieri ha coinvolto un edificio residenziale di Umin. Un'abitazione è stata resa inagibile dalle fiamme che l'hanno devastata e i proprietari hanno dovuto cercare alloggio altrove. È una fortuna, viste anche le immagini, che gli occupanti della casa siano riusciti a salvarsi, a mettere in salvo le persone, vedremo anche poi nelle cronache. Allora noi andiamo avanti con le pagine sul nazionale, diciamo abbastanza velocemente, come al solito sapete che il Corriere delle Alpi ha questo primo sfoglio nazionale e poi viene alle notizie di carattere locale bellunese, no? La pagina 3 ha il titolone nuovo di PCM, l'RT non basta più, così il governo chiude il Natale. Si parla di previsioni, non c'è ancora questo strumento, no? Si valutano soluzioni, i giornali in questo momento bisogna anche stare attenti, no? Perché io ho l'impressione che ormai noi non ci capiamo più niente, perché un giorno arriva il DPCM, l'altro giorno viene modificato dall'ordinanza di Zaia, poi ci sono i comuni che mettono le loro restrizioni. Ecco, questo è il quadro di riferimento delle norme che dobbiamo seguire e non è un quadro facile da seguire perché c'è sempre qualche novità, no? Se mi chiedessero a me, ma in questo momento in macchina si può portare una persona che non sia della famiglia, deve mettersi davanti, deve mettersi dietro, ho dubbi e faccio giornalista e le scrivo queste cose qua, insomma, e dovrei saperle, perché siamo tempestati di norme. Il quadro risulta ancora più confuso perché i giornali giustamente fanno il lavoro e cercano di prevedere, di dirvi in anticipo quale sarà per esempio la situazione a Natale, quali saranno le norme che regoleranno il nostro Natale. In realtà il DPCM non c'è, ci stanno lavorando, per cui quello che leggete sui giornali su questa materia sono solo delle previsioni, ecco, e magari poi si riveleranno sbagliate, rischiano di generare confusione, perché magari uno dice ma io adesso posso o non posso spostarmi di comune in comune? Certo che si può, però come detto, insomma, la sovrabbondanza di come si può dire, di notizie, di annunci, ecco, quando non c'è ancora niente di solido, insomma, niente di concreto, rischia di creare confusione, mi rendo conto. Ancora titoli sulle prime pagine, ma noi appunto li saltiamo. Chi ci sta seguendo via web vede più o meno di che cosa si tratta. Gli altri della radio, gli amici della radio ci guarderanno poi in rassegna sul web. Pagina 6 vi dicevo, il Veneto, zona gialla, rafforza la stretta su negozi e ristoranti e scatta la protesta. Ecco, questo è il titolone del Corriere delle Alpi di pagina 6 che annuncia la nuova stretta di Zaia. I centri commerciali devono indicare il numero di ingressi, la delusione delle categorie economiche, così si chiude. Preoccupato per lo stop agli impianti di sci che rischia di mettere in ginocchio il business neve nel paradiso delle Dolomiti, Luca Zaia vara l'operazione anti-assembramento per lo shopping di Natale. I centri commerciali dovranno indicare il numero massimo di persone che possono entrare. Viene introdotta una tabella che regola gli accessi. Nei negozi fino a 40 metri quadrati è ammesso un solo cliente alla volta, che diventano 12 nei centri commerciali di 250 metri quadri e uno ogni 30 metri quadri per le superfici più grandi. C'è la tabella che poi vediamo, no? L'obiettivo è lampante: evitare code e affollamenti da stadio per i regali da mettere sotto l'albero. Non basta la mascherina per evitare il contagio, non basta la mascherina
per evitare il contagio. Non basta. Ci vuole la massima prudenza mentre si fa incetta di panettoni e spumante per il cenone in famiglia. Il giro di vite ai bar, quante ne abbiamo viste sui bar? Ieri abbiamo pubblicato la notizia sul web, sul nostro sito www.amicodelpopolo.it delle multe che i carabinieri hanno fatto in Comelico, in 2 località del Comelico, a 2 bar e ai clienti dei bar che erano dentro senza mascherina. Si tratta di multe pesanti, perché si va da 400 euro in su, quindi non sono scherzi. Se ci seguite sui social, se ci seguite su Facebook, potete assistere allo spettacolo abbastanza indecoroso degli insulti, delle valutazioni arrabbiate della popolazione contro questo tipo di controlli delle forze dell'ordine, come se fossero eccessivi, come se potessimo continuare a comportarci come si vede purtroppo in certi bar. E invece non si può, lo dice la legge, ma prima dovrebbe dirlo il nostro buon senso, invece non è così. Per fortuna molti commenti sono anche invece di incoraggiamento a continuare a fare queste sanzioni, farle ancora di più, perché solo così certe persone la capiranno. È doloroso dirlo, ma purtroppo è una considerazione che nasce spontanea, insomma, vedendo la situazione, no? Allora, vi dicevo, andiamo a vedere questa tabella perché è fatta bene. Allora, le disposizioni. La nuova ordinanza della Regione del Veneto in vigore fino al 4 dicembre 2020. Allora, vediamo cosa dice, perché questo schema è molto, molto rapido e molto efficace. Vediamo, c'è l'obbligo dell'uso delle mascherine. Non vale per chi fa sport e da 0 a 6 anni. Anche qui lo ricordiamo. L'attività sportiva però è vietata, ma dove? Nei centri storici, solo nei parchi e nelle aree verdi con distanza 2 metri. È una situazione che ha coinvolto anche me, dico la verità, perché mi sono trovato a rimproverare i runner che sui marciapiedi cittadini, dove di certo non è possibile tenere i 2 metri, ti passano a fianco di corsa, sfiatando, respirando forte, senza mascherina. Ecco, non lo si può fare. L'attività sportiva, ripeto, è vietata nei centri storici, solo nei parchi e nelle aree verdi, garantendo la distanza di 2 metri rispetto alle altre persone. La spesa per gli alimentari è ammessa una sola persona per ogni nucleo familiare. Guardate, questo è già in vigore, è ordinanza di Zaia. Over 65, quelli che hanno più di 65 anni, ingresso consigliato nelle prime 2 ore di apertura, come in Friuli. Mercati, accesso da un solo varco e uscita sul lato opposto. L'area va perimetrata. I bar dalle 15, servizio solo al tavolo e asporto di cibo e bevande. Ne abbiamo ancora solo 4 punti, vedete che lo schema è veramente efficace. Ristoranti, solo menù digitale con code o cartaceo usa e getta. No assoluto ai buffet, anche per oliere e portaceto. Al tavolo ammessi 4 persone non conviventi, 4 persone non conviventi. Mascherina e gel nei bagni e all'ingresso del locale. Parliamo del weekend, resta chiusa, la chiusura resta delle grandi e medie strutture di vendita, compresi i parchi commerciali. Alla domenica e nei festivi, chiusura totale dei negozi, eccetto le edicole, tabaccherie e farmacie, parafarmacie e rivenditori di generi alimentari. Infatti abbiamo visto che nei negozi di generi alimentari non è consentito, la domenica per esempio, acquistare altro se non alimentari. Le novità, riassumendo, insomma, detto tutto questo, perché l'ordinanza c'era già stata, era scaduta domenica, abbiamo avuto 2 giorni di vuoto, adesso è stata riproposta, ma quali sono le novità in effetti, no? Ingressi contingentati nei parchi e nei centri commerciali, i negozi con l'obbligo di avere un solo cliente fino ai 40 metri quadri, anche questa è una novità, un cliente ogni 20 metri quadri fino a 250 metri quadri, quelli che hanno un negozio da 250 metri quadrati lo sappiano che possono ospitare 12 persone al massimo, sopra i 250 metri quadri un cliente ogni 30 metri quadri. Allora, le code di attesa devono rispettare il metro, il centro commerciale deve indicare il numero complessivo di persone che possono entrare e c'è un accordo con i pediatri di libera scelta, anche loro faranno i tamponi come i medici di famiglia. Poi avrete notato che non tutti
tutte le descrizioni sono del tutto coerenti, insomma, ma perdonate, insomma, la situazione, ripeto, è confusa anche per noi che dobbiamo dirvi quali sono le nuove norme. Il bilancio quotidiano nel Veneto, altri 91 lutti, oltre 3.400, ma ieri più guariti che contagiati. Sappiamo che purtroppo questo è un dato poco significativo. Il concorso da infermieri 5.200 per 190 posti. È la grande evasione dalla sanità privata. Gli infermieri cercano di farsi assumere dagli ospedali dove si viene pagati meglio, dove si viene tutelati di più rispetto ad altri impieghi, cioè soprattutto rispetto all'impiego nelle case di riposo. Questa purtroppo è la verità, è un dato di fatto, insomma. Addirittura preferiscono i contratti di tipo privatistico perché gli ospedali hanno bisogno, pagano meglio che nelle strutture sanitarie, poi nelle strutture private di assistenza, cioè nelle case di riposo. Poi su quel pagare meglio c'è da discutere perché comunque stiamo parlando di stipendi che andrebbero sicuramente rivisti al rialzo, visto le grandissime responsabilità che questa parte della sanità ormai riveste e visto il divario che c'è tra gli stipendi, insomma, all'interno delle corsie degli ospedali. Oltre 200 positivi tra i sanitari, infermieri e OS sono i più colpiti, è un dato che parla di Belluno, 200 positivi tra i sanitari. L'ANAO, il sindacato dei medici, contagi raddoppiati rispetto alla prima ondata. Vedete, questi sono tutti i numeri che tornano. Il maggior numero di casi si registra nei reparti Covid-free. Perché? Perché nel reparto Covid-free non sono necessarie tutte le cautele, proprio perché dovrebbe essere un reparto Covid-free, e invece lì si annida il rischio che poi emergano delle positività e quindi anche gli operatori finiscono a rischio oltre ai pazienti. Su questo fronte bisogna dire che non tutto ci viene raccontato dalle fonti ufficiali, perché purtroppo continuano anche in questi giorni, anche se non ci viene detto, il riscontro di casi di persone positive dentro i reparti non Covid. È successo negli scorsi giorni, nelle scorse settimane, è un problema perché ci dice come sia difficile riuscire ad arginare questo virus. Ci sono persone che magari entrano negative al tampone e poi magari invece il virus che c'era si manifesta solo dopo 2 o 3 giorni quando uno è ricoverato. Questo è un problema perché allora contagi gli altri del reparto non Covid, oppure può essere portato dentro da un operatore sanitario, insomma, oppure può essere preso dentro l'ospedale. La situazione è quella che è, inutile nascondersi dietro un dito, meglio essere trasparenti e chiari. Questa è la situazione, insomma. Però, nonostante questo, ribadiamo l'appello, l'abbiamo fatto anche ieri, dobbiamo rivolgerci all'ospedale perché ci sono aree dell'ospedale come il pronto soccorso assolutamente sicure dove se abbiamo patologie importanti dobbiamo andare a cercare di risolverle e di continuare a seguirle perché sennò combiniamo un guaio peggiore. Quindi le famiglie che hanno persone malate si rivolgano comunque con fiducia agli ospedali perché le aree di accesso sono sicure. Dunque, attivati ad Agordo 10 posti Covid, perché questa è la situazione, come dicevamo, nessuna emergenza per i posti letto, parla Renzo Scaggiante, primario del reparto di malattie infettive del San Martino, il vaccino lo farò se dovesse servire, lo farò se dovesse servire. Allora, l'altro titolo che ci preoccupa è questo: casi di positività in aumento nelle RSA di Lentiai e Belluno. Andiamo avanti, piste da sci e pressing sull'Europa, risarcimenti per non aprire a Natale, questa è la richiesta. Zaia getta lo sguardo oltre confine, serve un'intesa per tutte le Alpi, abbiamo già detto prima, il governatore, la salute viene prima di tutto, ma qui è in ballo il futuro delle terre alte. In provincia un giro d'affari di 500 milioni, un calo del 70% non sarebbe sopportabile. Poi diciamoci la verità, se ci comportassimo bene, se arrivassimo a Natale e fino dopo Natale senza combinare guai eccessivi di contagio, magari perché dobbiamo per forza fare il cenone, che se no guai se non rispettiamo la tradizione e così ci ricadiamo dentro. Se invece ci comportassimo con cautela in questi mesi in cui abbiamo, in queste settimane che abbiamo davanti, in cui la curva è ancora pesantissima, magari poi si riesce ad aprire, quindi non è detto che tutto sia perduto, che l'intera stagione sia perduta, bisogna che cominciamo a ragionare insomma su quello che è possibile fare, non su quello che vorremmo fare. Logico che sarebbe bello se Gaggione, parliamo
di alimentazione, parliamo di pasticceria. Il Natale regna l'incertezza. Panettone al pistacchio, ma anche tronchetti, gli ordini arrivano. Lavoreremo molto su ordinazione dopo il flop di Pasqua. Situazione in stand-by, proporremo dolci con frutta disidratata. La novità è la trilogy, dove il cioccolato è il gran protagonista. Ecco, vedete che i nostri alimentaristi, i nostri panettieri, i nostri pasticceri si stanno attrezzando. C'è la possibilità lo stesso di gustare le nostre prelibatezze. Bravissimi, cerchiamo anche noi di andare incontro a queste situazioni con un po' di ottimismo e di senso di responsabilità. I dolci ci saranno, li potremo mangiare, saranno buonissimi e saranno anche speciali in quest'anno, del tutto speciale. Bravi i nostri panettieri, bravi i nostri pasticceri, forza. Enel, 190 miliardi in 10 anni, ma parliamo di titoli nazionali e li saltiamo. E andiamo a vedere a pagina 18 l'approfondimento sulle condizioni di salute di Sernagiotto. Come vi dicevo, malore e arresto cardiaco, l'ex assessore veneto è tra la vita e la morte, dice il Corriere delle Alpi. Andiamo avanti, raggiungiamo la prima pagina di Belluno, arrivano le tredicesime per gli 80.000 pensionati, prevista una maggiorazione per chi ha una pensione minima di 570 euro, chi ha compiuto 64 anni ad agosto riceverà anche la 14esima. Dolomiti Bus è crollato il numero dei passeggeri, aiuti dalla provincia. Questo è un tema importante. La prevenzione funziona, seguiti 280 casi, parliamo della violenza sulle donne per la giornata nazionale contro la violenza sulle donne. Polizia e carabinieri lanciano campagne di sensibilizzazione, ancora numerosi maltrattamenti, le lesioni e gli stalking. Purtroppo questo è il dato che continua ad esserci. Le storie: marito e padre maltratta una giovane donna con cui ha una relazione, ma potremmo aggiungerne chissà quanti. Oggi gli abusi stanno emergendo. Nel lockdown c'è stato un crollo di richieste di aiuto. Chissà cosa è successo dentro le nostre case, dentro le nostre famiglie. Belluno Donna, gli sportelli sono sempre rimasti aperti, ma per le vittime non è stato semplice contattare il centro. Andiamo a vedere almeno la prima pagina del Gazzettino e poi chiudiamo questa rassegna. Negozi e ristoranti, si cambia. In Veneto, negli esercizi commerciali, clienti a numero chiuso in base agli spazi disponibili. Nei locali stop al buffet, non più di 4 persone a tavola se non sono conviventi, via dal 26 novembre. Ecco, allora io vi ho detto prima che cominciava da oggi e già qui sbagliavo, perché abbiamo letto, no, sul Corriere che scattava da subito, il via è dal 26 novembre. Lo sci spacca l'Europa, l'Austria apre, la Francia no. Il ministro, il 9 dicembre si torna in aula. Azzolina che dice che il 9 dicembre si torna in aula, non so come, non mi risulta che siano stati realizzati dei piani per risolvere il nodo dei trasporti e di quelle situazioni di assembramento. L'infettivologo Galli dice: attenti, sarebbe un vero boomerang, e lo sappiamo che ha ragione. Abbiamo clamorosamente toppato, ha detto, il contenimento dell'infezione dopo il grande lockdown nei mesi scorsi. Mi rendo conto che la scuola è importantissima, dice l'infettivologo, ma il riaprire troppo presto per richiudere sarebbe uno smacco ancora peggiore, anche perché sarebbe costato qualcosa nel mezzo. Per Massimo Galli, primario dell'ospedale Sacco di Milano e professore di malattie infettive all'Università Statale, l'intenzione manifestata dal premier Giuseppe Conte di provare a riaprire le scuole prima di Natale rischia di essere un boomerang. Noi sappiamo benissimo, se siamo onesti, quali sono i rischi legati a questo tipo di decisione di riapertura eventuale delle scuole. Siamo ancora nel pieno di questa seconda ondata, abbiamo visto che i numeri sono pesantissimi, a Belluno c'è il doppio di persone ricoverate, ci sono già gli stessi morti, non è ancora cominciata la piega verso il plateau della curva che ci si deve attendere in questo momento in cui sappiamo benissimo che la scuola porta con sé affollamento sugli autobus, grandi affollamenti in stazione. A Belluno è una cosa indecorosa vedere i ragazzi senza mascherina, uno appiccicato all'altro sul piazzale della stazione. Ecco, personalmente mi sembra che si tratti di una decisione che vada presa con razionalità e non sulla spinta dell'emotività. Sappiamo benissimo che sarebbe meglio se si potesse andare a scuola in presenza,
Se non lo si può fare, cerchiamo di sfruttare le altre opportunità che pure abbiamo e che stiamo esercitando in questi mesi e anche in questo frangente, no? Torno al Gazzettino, vi faccio vedere la pagina di Belluno che apre con le notizie sulla casa in fiamme di Feltre. Mamma salva i 3 figli. Questa notizia, per fortuna, di un lieto fine, insomma, è una notizia estremamente grave, perché appunto lì poteva esserci un disastro. Invece, per fortuna, questa donna è riuscita a contenere il problema, no? L'edificio è inagibile, una famiglia deve traslocare. Sci in bilico, i maestri sperano ancora, il titolone a tutta pagina grande. Auronzo, oggi le nuove restrizioni. Io con questo devo chiudere, vi ringrazio, vi invito a metterci un like, vi invito a condividere questa rassegna se vi è piaciuta, vi auguro una buona giornata, stiamo sereni, stiamo attenti e vedrete che ce la facciamo. Ciao a tutti, buona giornata, grazie.